Negli anni 90 infiammava le tribune con il suo gioco a centrocampo, prima nella Triestina, poi nel Piacenza in Serie B. Dopo aver appeso le scarpette al chiodo, Giuliano Camporese, 42 anni, aveva cominciato a allenare una squadra del Vittoriese, un gruppo di allievi pronti a imparare dal professionista qualsiasi trucco. Proprio questa circostanza ha spiazzato i carabinieri della compagnia di Vittorio Veneto, che hanno eseguito al termine delle indagini l'arresto su ordinanza del GIP Umberto Donà. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, era Camporese assieme a Gianfranco De Ronchi, ambulante, 57enne di Vittorio Veneto, a gestire lo spaccio al dettaglio nei locali della Movida vittoriese. Iniziava dai giovani vittoriesi nei locali IN, abbiamo scoperto il primo livello. A rifornire i due, secondo quanto ricostruito, sarebbe stato spesso il 29enne albanese, una persona che doveva essere seguita dai servizi sociali e già in regime di vigilanza, quindi obbligato a rimanere in casa durante la notte. Neppure quella dell'arresto aveva però rispettato l'ordine, i carabinieri lo hanno dovuto attendere fino all'alba fuori casa. Nel corso dell'operazione sono stati segnalati anche 20 consumatori abituali di stupefacente, arresti e provvedimenti senza soluzione di continuità che non lasciano dubbi sulla diffusione di polvere bianca. Alla luce delle ultime operazioni condotte devo dire che vi è stata un'espansione sia in termini di quantità che in termini anche di diffusione della cocaina nella Marca.